mio Pipino, quante ne ha viste? Cioè, intendo proprio di posti, lui si sveglia, trova tutte queste robe qua, quando è ora di andare a fare la pipì, vedi, e dice, ah, che bello, dove siamo, no? Cioè, ogni volta resta un po' sconvolto, dice, no, dove siamo? Era qua in farmazia. Sì, per la prossima volta c'è anche un rubinetto, però bisogna entrare di là. Questo è il lago di Verzegnis. Perché arrivando da qua, vedo che il ponte tiene 5 quintali, 5 tonnellate, quel che è, 5.000 kg. Però, boh, non so, non mi ispira. In più la strada dopo, insomma, è un po' particolare. Ah, ho un vicino, un Fiat Racing, guarda che roba, guarda che camper Racing che ha il vicino, anche al pastore tedesco davanti. Adesso è andato via, magari lo vedremo dopo, tanto sto lavorando. Un'anima in peda, forse il Covid. Sono andato via a San Francisco non tanto perché avevo finito il cibo, ma proprio io vado via di testa, ma proprio impazzisco a stare nello stesso posto, proprio non ce la farei. Quello rido nel muso quando dicono io starei un anno nell'isola deserta, ma me sparo dopo 4 giorni, altro che un anno. Mamma mia, vabbè, ragazzi, caro diario, volevo andare nel Trentino, in un posto un po' isolatino, eccetera, ma adesso vediamo, magari solo stanchezza perché ho esagerato in bici. Ciuff ciuff! Ah, è bello il treno, sì, ma il treno è sempre... è già finito. Ma l'altra volta aveva più vagoni. Vabbè, ma il treno è sempre il treno. Beh, sì, Sono qui a mio nonno, la febbre è tipo 39, sì, dovrei avere il Covid, stesso mi fanno il tampone. Ma sono contento, Pannona, così almeno si stravia un po'. Sta chiamando metà Veneto e devo informare tutto il mondo? Perché non è così, non dico più. È così che passa il tempo, vedi? L'arte di trovare il lato positivo di ogni cosa. Sì, ricompensa una risatina uguale benessere, ormoni e cazzate varie. Ah, guarda che bello, pare di essere tipo in prigione. Che figata. Sì, 30... Dimmi gioia, mio splendore. Il frigo era acceso, ho già chiuso le finestre. Va bene, no, va bene. Metti che riempito roba. Ok. Ma come fa la nonna che non sono neanche positivo, non può neanche Guarda, è una boiata. non può neanche contarlo in giro, porra nonna. Io ero anche contento che ti manco che dai un fiale di stravio. Invece niente, cos'è? I tamponi ti faccio un attimo vedere, ascolta. Va nel buchino. No, su per le narici dove ti metti le dita per scalcolarti. Qui c'è il cotton fioc. Qui hai questa che è dentro al liquido, sta attento quando la apri, non rovesciare il liquido. La apri, la infili qua dentro il buco, così sta su dritta. Io con la febbre alta mi ricordo. Fatti il video. Gli metti sul cazzo dentro il buco qua. Perché stavo riprendendo. Metto quello sì, ok, cazzo. Apri questo, ti fai 5 volte per narice, infili dentro questo qua e mescoli un po', togli il cotton fioc, metti il cazzetto qui e poi spremi le 5 gocce dentro qui sulla finestra di controllo. E aspetti 10 minuti, un quarto d'ora. Più non è vero. Come essere fumati solo a gratis? Esagerato. Sì. Boh, io andrei anche perché sono finito di lavorare adesso, dalle 9 stamattina. Che bello. Che inutile. Ora nonna, con il lavoro senza il Covid. Ai, quinto giorno. E le passa anche a suora prima, probabilmente a darmi l'estrema unzione, sulla quale anche Madonna. Magari i furbi della domenica di Jesolo, vedi, che passano quando c'è la coda. Quindi il fatto che tu tieni un po' di distanza di sicurezza, vedi, non serve a niente, perché loro te la devono sempre azzerare, ok? Vedi, adesso frenano. Io devo mollare l'acceleratore, se no gli vado in culo adesso, vedi? Occhio. Guarda, sono sempre alla stessa velocità, guarda, devo mollare e frenare anch'io. Vedi quanto stupidi siete, Dio caro, c'è anche la targa. Devo andare a vedere chi è lo stupido. Giorno 6.
Arriva il tuo momento della verità. Come 35? No, non sono mica morti. Cazzo, 3 termometri e meno una, neanche uno che funziona. Io sono tutto strano. Questi per me sono stati 5 giorni più rilassanti della mia vita. Ti ricordi anche gli altri anni, quando ero in ospedale per togliere le cottonsille, eccetera, no? Cioè tutti sognano Maldive, viaggi, eccetera. E mi stavo a dire in ospedale con l'aria condizionata. Idem adesso, 5 giorni, in letto, qua a Freve. Che pacchia, ragazzi, cazzo, che pacchia. Cioè, avevo niente. Non mi sono mosso di 1 metro. Bellissimo. Quello è riposo. Ecco il mio dispositivo di gonfiaggio materassini a energia infantile. Dimmi gatto, dimmi. No, mi fai sempre lo stalking pesantissimo. Porca miseria, tu tinta il mio, tinta il tuo. E stai in del tuo. No, stai in del tuo. Tinta il mio, tinta il tuo. Un altro gatto che mi fa stalking pesante. Dimmi Trilli, sì, questi gatti. Digli, io sono un gatto di 20 anni. Cioè, sono un gatto giovane alla fine, perché insomma 20 anni, vero? Trilli, eh? Mia 20 anni saltei fossi per lungo. Dimmi, a cosa? Cosa? Sì, gatto vecchio. E che te spussi, Dio caro? Te spussi come un bidone dall'umido? Oh mio Dio, che cielo assurdo, che robe, no? In realtà è molto inquietante, porca miseria. È bellissimo andare comunque a clienti in bici. No, ma che robe, ragazzi. No, ho detto ragazzi come gli youtuber, bocca di merda. Gentile pubblico. No, gentile. Boh, aspetta che mi muove, dai che c'è per piova, ciao. Oh, il culo tondo lo porto in giro per il mondo. Na 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 na. What is life? Na 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 na. Quanto li porti benissimo, ho guardato il libretto del CP, lei ha 13 anni, no 11, 13. Eh sì, sono dovuto correre dal CP, vedi quante volte abbiamo fatto sto discorso di come, ecco Takan piova, di come la morte ti avvicina alla vita, no? Cioè io ho scoperto che a 13 anni il CP e mi sono fiondato subito, ho detto dai la porto a fare un giro, stiamo un po' assieme in compagnia, vedi come cambiano le cose, eh? Guarda che bel can che viene qua, che il pisa del continuo, torno adesso dalla macchina, il can, ecco, dica, sì, sei un fiacciccioni, un fiacciccionetti, sì, vieni, guarda, e tu, spendi la forma un pelo che l'è perfetto, Cipi! -9 alle ferie, ho letteralmente svuotato tutto il camper per far spazio alla Lesce Giacomo. Cazzeggio. Tutto ciò è brevettato. Cosa c'è? Questo è il motor park di Jesolo, dal vivo non l'avevo mai visto. È un mio cliente, saluta Ettore. Ciao Ettore, dica, saluti. Forte, ho trovato massaggi su Groupon, vediamo. Cosa devo fare? Cazzo devo fare? Restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più